Buonasera a tutti, benvenuti a questa puntata di Effetto Sera Talk Show su Social, puntata speciale elezioni, la terza puntata in compagnia di Valeria Satta, assessora regionale all'agricoltura e candidata alle elezioni regionali del 25 febbraio nelle file della Lega Salvini Sardegna a sostegno del candidato presidente Paolo Truzzu, quindi come governatore. Grazie di nuovo di essere qui. Grazie a voi, grazie a tutti. Allora, con Valeria Satta abbiamo toccato nella scorsa settimana due puntate con temi diversi e importanti, però non possiamo negare l'attualità. Il leader della Lega, Matteo Salvini, è arrivato in Sardegna nel weekend scorso, ci sarà poi la chiusura della campagna elettorale insieme a Giorgia Meloni e Antonio Tajani, quindi sarà una chiusura al massimo, e quindi sarà sicuramente un grande bagno di folla. Però è venuto nella sede di Pirri, nella tua sede elettorale politica Pirri, ha fatto un po' il giro, l'hai accompagnato in giro per tanti e incontrare tante persone. Che esperienza è stata? Che campagna elettorale è stata a fianco a Matteo Salvini? Beh, una campagna elettorale molto importante. Matteo è su e giù per l'isola, quindi nord, centro, entroterra, sud, era anche in Ogliastra, era in Gallura, è andato nel Sassarese, insomma sta girando tanto proprio per supportare i candidati e i nostri colleghi e tutti quanti della Lega per queste elezioni molto importanti e difficili, perché ricordo che ci sono 1400 candidati su 1,5 milioni di abitanti, quindi è importante come numero. Dicevamo il tema politico non indifferente perché diciamo ancora oggi i temi sono tanti. Tu sei attualmente assessore regionale all'agricoltura in carica e nonostante diciamo, la campagna elettorale comunque non ti sei mai fermata proprio come incarico di assessore regionale. Anche questo è unire, conciliare le due cose, immagino che non sia facile. Non è facile, però non sarebbe stato corretto abbandonare gli impegni istituzionali di persone che stanno attendendo risposte, soldi, azioni concrete da parte dell'assessorato e delle agenzie. Quindi è chiaro che sì, campagna elettorale sì, ma prima vengono i lavoratori, quindi gli agricoltori, i pastori, gli allevatori e i pescatori, vengono prima loro. Quindi ovviamente l'impegno istituzionale non è stato abbandonato. Mi sono sentita anche oggi col direttore generale, stiamo portando avanti azioni. Da poco c'è stato l'evento, c'è ancora in corso, termina oggi la fiera della birra e dei distillati, quindi sono stati invitati tramite chiaramente il bando pubblico i birrifici artigianali e agricoli della Sardegna che hanno partecipato a Rimini, stanno partecipando con anche finalmente le scuole, quindi gli istituti agrari, tecnici e professionali che hanno dentro dei laboratori, dentro la loro azienda, dei laboratori che fanno poi la birra o comunque studiano questo. Quindi per la prima volta finalmente, come fanno anche tutte le altre regioni d'Italia, si è voluto portare i ragazzi, i giovani, insieme alle nostre aziende della birra. Tu mi hai sollecitato una domanda perché è quello che sta succedendo in Sardegna, forse non è così consuetudine in giro d'Italia, nel resto d'Italia, è una riscoperta dell'agricoltura, del mondo dell'agricoltura, da parte anche dei giovani. Solitamente quando si voleva fare una offesa a qualcuno, vai a zappare, vai nei campi, invece tu da assessore regionale agricoltura hai toccato con mano che forse c'è un ritorno alle nostre origini, è davvero così? Sì, assolutamente così, confermo, c'è un grande ritorno alla terra, che poi è il nostro futuro, è sempre stato il nostro futuro la terra. Quindi c'è un grande ritorno alla terra, un richiamo importante perché non solo la nostra isola ha grandi potenzialità di investimento, quindi comunque anche altre persone che non solo sarde stanno investendo qui, stanno prendendo dei terreni e stanno facendo la propria attività e il proprio futuro nella nostra terra, ma anche i sardi stessi stanno riscoprendo attraverso le nuove generazioni possibilità importanti. Quindi non è vero che manca il ricambio generazionale, quindi questo falso mito è da sfatare, perché comunque avendo girato tutto il territorio posso dirlo, ci sono tantissimi giovani impiegati nelle aziende di vino, olio, formaggio, miele e anche allevamento. È più difficile, ovviamente quello che si è riscontrato, un ricambio generazionale nel settore allevatoriale di ovini, perché chiaramente più l'impegno è sacrificante, piuttosto e più l'allevamento degli ovini che quello comporta, è più difficile trovare un ricambio generazionale, oppure anche nella pesca è più difficile. Ma tutto il resto come produzione abbiamo veramente tanti giovani, che poi siano o i nipoti o i figli o comunque pronipoti o quello che è dell'azienda, che mantengono
Solitamente sono aziende familiari, ma non è detto, anche aziende di nuova costituzione. Uno dei temi importanti, sempre legato al tema dell'assessorato all'agricoltura, è il tema, come dicevamo prima, anche del ritorno alla terra, della tradizione, ma potremmo dire anche dell'innovazione, perché poi siamo nel 2024, è innegabile che il mercato che c'è oggi non è il mercato che c'era 20-30 anni fa. Ecco, da assessore all'agricoltura, come si può restare competitivi nel mercato essendo comunque tradizionalisti? Perché insomma poi alla fine va bene, abbiamo parlato anche la settimana scorsa della partecipazione a grandi fiere importanti, però poi bisogna fare il salto successivo, cioè essere competitivi in un mercato che comunque è globale. E noi già lo siamo a questo, quindi noi possiamo dirci e ritenerci già innovativi, già come sardi siamo innovativi, però nei nostri prodotti c'è tanta innovazione. Io ho seguito tante fiere e molti produttori che portano ad esempio il vino o l'olio o il miele fanno comunque tanta ricerca già di per sé attraverso i loro aggiornamenti nel mondo, perché sono persone che comunque non lo fanno tanto per fare, ma lo fanno perché ci credono e sono imprenditori, sono super titolati con competenze importanti, i nostri giovani e che abbiamo noi come dirigenti di aziende importanti in Sardegna, quindi già c'è tanta innovazione. Il vino si studia in un determinato modo, abbiamo i migliori enologi italiani e anche non solo italiani ma anche internazionali, quindi c'è tanta ricerca in questo. Non possiamo pretendere di meglio, diciamo che abbiamo già il meglio, mancano sicuramente degli investimenti a supporto di chi lo vuole fare dall'inizio o di chi vuole fare altro, quindi ampliarsi e continuare a espandersi come azienda. Magari partono da aziende piccole, però poi evidentemente vanno bene perché poi premiano le piccole e medie imprese, premiano le aziende di nicchia, vengono premiate, quindi hanno necessità poi di un supporto che la regione deve garantire. Quello sì, è quello il compito della regione, accompagnare chi si vuole ingrandire. A livello europeo i fondi messi a disposizione sono sufficienti? Secondo te si può fare di più? C'è la possibilità di fare di più? Molte aziende si stanno ingrandendo e stanno crescendo con dei fondi europei e anche dei fondi regionali. Il problema dei fondi regionali purtroppo è la questione del ritardo, la questione di che se sbagli una virgola vengono bloccati, allora devono fare ricorso, e il ricorso è una perdita di tempo per le persone, nonché anche di soldi. E quindi sul regionale c'è tanto, però diciamo che sull'Europa magari c'è una concretezza a livello di tempi che è più veloce rispetto a quelle regionali, ma ci sono anche fondi nazionali o comunque ci sono persone che ritengono di dover fare da sé senza adoperare questi fondi, ma chiaramente se ci sono io consiglio di poterli utilizzare. Com'è stata la tua esperienza da tecnico, perché poi ricordiamoci tu sei entrato da tecnico, in un mondo completamente nuovo, perché prima gli affari generali, poi comunque l'agricoltura, si entra, come si dice in gergo, nella stanza dei bottoni. Ecco, immagino che ci sia tanto da imparare, che ci sia stato tanto da imparare, e poi scontrarsi comunque con, dicevamo anche la settimana scorsa, con quello che era il pregresso, con quello che si faceva così, con magari la tua volontà di accelerare sui tempi, fare in modo, appunto, come dice il tuo slogan, di far contare i fatti. È molto difficile questo perché tu hai un'idea ben precisa di indirizzo politico, quindi è da cittadino sardo, perché tu entri da cittadino sardo prima che da politico e quindi hai delle idee, delle visioni sulla Sardegna e quindi dici io vorrei fare così, così e così. Il dirigente o comunque la struttura dell'amministrazione pubblica deve garantire la legittimità delle idee, perché non tutte possono essere legittime, oppure non tutte possono essere perseguibili o fattibili. Dopodiché, una volta che la direzione accerta che si possono realmente fare, vanno messe poi a regime, no? Quindi devono essere con delle azioni evidenti e soprattutto nei tempi più brevi possibili per essere poi recepite anche dalle persone, altrimenti diventa solo un'idea, rimane così negli anni e rimane senza concretezza. Quindi la difficoltà è questa, trovare una struttura che risponda all'assessore. Questo è molto difficile. Una struttura che voglia, una struttura amministrativa parlo, che voglia realmente fare qualcosa che non sia ancora fatto, provare strade diverse, un'innovazione anche della pubblica amministrazione che è difficilissima. E poi basta con la questione della consuetudine, quello che dicevi tu prima, si è sempre fatto così. Purtroppo non è fatto apposta, è proprio un sistema consolidato affinché si possa sempre fare nella stessa maniera, copia e incolla. Non c'è un rinnovo su questo, sul sistema di proviamo a fare così perché abbiamo fatto così ma non funziona, oppure così si può migliorare. Ecco, questo è difficile che avvenga.
In alcune strutture è un po' più semplice, dipende anche dal ricambio generazionale che c'è nella pubblica amministrazione, dipende dagli strumenti che vengono dati alla pubblica amministrazione, dipende da un sacco di cose. Molte volte invece, a seconda della persona che c'è, che ha un ruolo politico, sono più veloci gli uffici rispetto alla persona che riveste il ruolo politico, ossia il politico. Quindi va trovato la giusta chiave tra il ruolo politico e l'amministrazione pubblica, cioè la struttura. Se c'è questo è il segreto. Difficile, lo so. A proposito di velocità, uno dei temi che sono esplosi forse nel momento in cui tu ti stavi insediando come assessore all'agricoltura è stato il tema delle cavallette, no? D'estate. Insomma, anche quella è stata una lotta da una parte contro il tempo, con la burocrazia e poi ovviamente con le esigenze degli agricoltori. Sì, 1 anno e 2 mesi fa, nel momento del mio insediamento, chiaramente si è lavorato in emergenza. Non c'era tempo ovviamente in 1 anno e 2 mesi di fare programmazione o di avere una visione dell'agricoltura per la regione Sardegna, perché non puoi averla in 1 anno e 2 mesi, devi andare solo a riparare le emergenze. E le emergenze erano proprio una di queste, la questione dell'invasione dei terreni, dei campi agricoli e anche degli allevamenti da parte di queste cavallette. Cavallette che abbiamo trovato in una zona specifica della Sardegna, quindi la zona di Ottana, la piana di Ottana, è quella zona lì che da anni imperversavano distruggendo i raccolti dei nostri agricoltori, nonché anche disturbando il bestiame dei nostri allevatori, e quindi bestiame che non produceva più, che si innervosiva, eccetera, perché noi parliamo di cavallette nella concezione che abbiamo classica di animale cavalletta, di insetto. In realtà parliamo di insetti molto dannosi, presenti in maniera numerosissima, grandi, quindi esemplari grandi che andavano a devastare tutto il raccolto. Quindi gli allevatori ormai erano ormai erano sfiduciati, non sapevano più veramente a chi appellarsi, lo stesso gli agricoltori, i sindaci che erano lasciati veramente allo sbando, alle prese con i cittadini i propri della loro comunità, che comunque erano veramente, veramente arrabbiati. Quindi dopo tutti questi anni sarà un lavoro del Consiglio che comunque ha finanziato più volte il progetto poi di Laore, che è arrivato a Laore, e il lavoro della Giunta, si è ottenuto un progetto. Questo progetto era realmente ambizioso, costruito, ripeto, dall'agenzia Laore. Anche io all'inizio, quando sono arrivata, non ci credevo che potesse andare avanti, perché era realmente ambizioso, era un progetto fatto con una geolocalizzazione dei punti dove poi depongono le cavallette, un progetto insieme alla FAO, cioè insomma era qualcosa che in Sardegna non si era mai visto. Quindi io da scettica ho detto vediamo come va, perché se non va sono prima io ad arrabbiarmi. Invece è andato veramente molto bene. Chiaramente è andato bene per opera di tutti, quindi è il lavoro di squadra che ha premiato, perché anche se c'è stata sfiducia all'inizio, però tutti quanti poi hanno collaborato, gli stessi, ripeto, i sindaci, la protezione civile, le province, Foresta, Corpo Forestale, le associazioni di categoria, Regione Sardegna, ANAS che ha dato la sede a Noragume. Insomma, tutti quanti noi abbiamo collaborato come è giusto che debba essere nella società normale, quindi istituzioni, tecnici, uffici, tutti quanti, e si è ottenuto un bellissimo risultato. Non solo ce lo diciamo noi, perché poi cavallette alla fine quest'anno non ce ne sono state, però ce lo dice anche la FAO, che sono gli stessi scienziati che sono venuti in Sardegna più di una volta a vedere il risultato. E gli scienziati, non Valeria Sata, gli scienziati hanno detto, caspita, realmente un bel lavoro. E anche chi poi è andato a studiare in Emilia Romagna, che poi ha seguito, anche loro hanno avuto un brutto caso di invasione di cavallette, lo stesso entomologo importantissimo italiano ha riconosciuto il bel lavoro della Sardegna, quindi quando succede diciamocelo. Siamo in chiusura di questa terza puntata, ricordo ancora una volta Valeria Satta candidata nelle file della Lega alle elezioni regionali in Sardegna il 25 febbraio, nelle file appunto dicevo della Lega con il candidato presidente Paolo Truzzu. Ti chiedo e chiedo a te, in modo da avvisare, da informare chi ci segue, perché votare Valeria Satta. Io non voglio dire di più, non prometto nulla, perché queste promesse di politici non mi riguardano. Io quello che voglio dirvi è che mi impegnerò, come ho fatto in questi 5 anni, a dare delle risposte, che siano negative o positive, ma ci deve essere una figura che debba rispondere al cittadino quando chiama al telefono, su Messenger, su Facebook, al centralino. Ci deve essere qualcuno che in maniera proprio doverosa possa dare una risposta al cittadino, anche quando le cose magari non riesce a portarle avanti negli impegni, e che risponda non sono riuscita per questo e per quest'altro, ma ogni cittadino deve sapere il perché non si è fatto quello, quanto tempo ci vuole per fare quell'altro, quindi
istituire sicuramente anche un ufficio, soprattutto nell'agricoltura, qualora dovessi rimanere in agricoltura ovviamente, che si occupi delle chiamate che arrivano e delle pratiche. A che punto è la mia pratica? Quanto ci metterà la mia pratica? Perché è bloccata la mia pratica? Questo deve essere il filo diretto con la comunità, con le persone. Invece le persone sono lo sbando. Quindi quello che voglio dire è: io mi impegnerò ad esserci, quindi io sarò presente. Questo è quello che posso dire io, che penso che in questi momenti di allontananza della politica dal cittadino sia molto importante. Perfetto, io ringrazio ancora di cuore Valeria Satta della sua partecipazione, ricordo ancora una volta candidata nella fila della Lega per il 25 febbraio alle elezioni regionali al collegio di Cagliari, non l'ho ancora detto ed era molto importante anche questo ovviamente. Grazie ancora, ci vediamo per la prossima puntata perché avremo ovviamente poi anche i temi politici da toccare. Grazie ancora, buona serata. Grazie.